Amici all'ascolto, buonasera dalla Pala Barsacchi in questo anticipo di orario del campionato nazionale di Serie 1 di hockey su pista tra il Centro Giovani Calciatori ed il Breganze per la concomitanza del Carneval d'Arsena proprio a pochi metri dalla Pala Barsacchi. È stato chiesto dalla società appunto l'anticipo di questa partita per favorire dopo il deflusso delle auto e anche degli sportivi presenti qua al Palazzetto dello Sport. Vediamo le formazioni delle squadre. Il Breganze schiera con il numero 5 Pietro Agostini, con il 25 Giuseppe Tagliapietra, con il 9 Nicola Agostini, con il 13 Antonio Tagliapietra, con il 19 Gabriel Caio, con il 27 Giovanni Tagliapietra, con il 55 Nicolò Puccinelli, ex di turno, con l'87 Tommaso Volpe, con l'88 Cristian Costenaro, con il numero 1 Marco Todeschini. Applausi per Nicolò Puccinelli, allenatore Nestor Perea. Il CDC Viareggio schiera con il 17 Pablo Gomez, con l'1 Luca Lombardi, con il 5 Federico Ambrosio, con il 7 Elia Marosi, con il 9 Samuele Muglia, con l'11 Romeo Danna, con il 26 Elia Cinquini, con il 12 Francesco Poletti, con il 99 Enrico Tornero e con il 40 Filippo Poletti. Allenatore Mirko Di Gerone. Gli arbitri sono Matteo Galoppi di Follonica, Luca Lossi di Forte dei Marmi, arbitro ausiliare Sandro Raffaelli di Viareggio. Il Breganze è ultimo in classifica, però ha dato segni di vita nelle ultime settimane, quindi è una squadra che non si è certamente arresa, sta giocando con grande dignità e impegno per cercare di lottare fino in fondo per potersi salvare, anche se chiaramente non è un'impresa semplice quella a cui è chiamata. Viareggio in maglia bianconera, il Breganze in maglia rossa con strisce nere. Vediamo come il Centro Giovani Calciatori si è preparato anche dal punto di vista mentale per affrontare questa squadra, senza ovviamente sottovalutare nessuno, perché tutti sono avversari da guardare con la massima attenzione, perché il campionato poi è impegnativo. Breganze che è uscito poco prima dell'inizio di questa partita, è stato rinchiuso nello spogliatoio dopo aver effettuato il riscaldamento. Ora vediamo che le squadre si stanno preparando con i quintetti. Il Breganze con il portiere Giuseppe Tagliapietra, poi c'è vediamo anche gli altri compagni di squadra che sono, vediamo il numero 27 Giovanni Tagliapietra, poi c'è l'87 Tommaso Volpe, il numero 19 Gabriel Cairo e il numero 87 Tommaso Volpe, come detto. Quindi il centro con Gomez, Ambrosio, Torner, Elia Cinquini, fresco di convocazione del capitano Romeo Danna in un raduno per la Coppa di Montreux, programma in aprile. Ora è stato fischiato il via della partita, subito in azione il Centro Giovani con Torner. Sentite subito in sottofondo i tifosi del Viareggio che si fanno sentire con tamburi. Diversi sono già mascherati proprio per andare dopo al rione. Poi domani, domenica, ci sarà il corso mascherato sui viali a mare di Viareggio. Gabriel Cairo, apertura per Volpe, poi c'è stato la manovra della squadra
c'è Agostini, il capitano, ora è Torner che torna in avanti per i bianconeri, indietro a Danna, Cinquini prova Elia in un diagonale che è andato fuori, Torner più veloce di tutti per recuperare la pallina, servita subito a Danna, Ambrosio, Danna potrebbe tirare, lo fa, però sbagliando la mira, favorendo il recupero della sfera di Tommaso Volpe per il Breganze, poi troppo lontana la presa per Giovanni Tagliapietra. E ora è Ambrosio che va al tiro ribattuto dalla racchetta di un avversario, vedete caparbiamente Ambrosio è andato nuovamente al tiro, però ha avuto la meglio Giovanni Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra in porta, lungo a servire il compagno, vedete che è riuscito in qualche modo per un attimo a prendere la pallina. Questa del Breganza è una squadra tutta giovane, il più anziano tra virgolette, c'è il gol di Danna, Romeo Danna, che con questo pallonetto ha scavalcato al 22:39 il portiere del Breganze per questo vantaggio da parte dei bianconeri, che hanno sbloccato subito il risultato. Chiaramente non una pallina che è stata scaricata alle spalle del portiere del Breganze, e quindi Viareggio ha sbloccato il risultato con il capitano Romeo Danna. Avanza il Breganze, dicevo appunto prima della rete che Nicolò Pulcinelli è il giocatore più anziano tra virgolette ed è anche lui giovane, insomma, quindi è una squadra a cui manca l'esperienza vinta a livello giovanile, quello che c'era da vincere, però è chiaro quando poi ti misuri con il campionato di Serie 1 e con squadre come questa di stasera del Centro Giovani Calciatori, che dal punto di vista della qualità e della tecnica ti è superiore, è ovvio che poi ci sono non pochi problemi. Tanto Gomez ha allontanato la pallina, ora è Ambrosio che va al tiro, si impenna la sfera anche perché c'era stata la racchetta, un giocatore avversario, poi va a rintanarsi nell'angolino Ambrosio, Breganze viene fuori, ora sono 3 contro 2, hanno subito recuperato però il centro, vedete che con Danna, fase difensiva ottimo il lavoro del capitano che ha sbloccato il risultato, poi c'è l'intervento dell'arbitro Matteo Galoppi per una punizione assegnata al Breganze. Sono trascorsi 4 minuti dal via della partita, cioè ora vedete questo tiro forte neutralizzato in qualche modo da Gomez. Ora di prima intenzione Tornere voleva dare la pallina a Cinquini, è avanzato, bravo Romeo Danna, che vedete anche in fase difensiva e di contenimento è davvero bravo, qui guadagna anche una punizione con grande determinazione. Sono un fallo ciascuno per squadra, per Viareggio e Breganze, 1-0 il punteggio per i bianconeri di Mirko De Gerone. Danna, Ambrosio in profondità da Cinquini, Ambrosio non aggancia Danna, riprende la sfera il Breganze che va al tiro forte al lato,
Bisogna fare attenzione però, senza farli avanzare così. C'è la pallina di Ambrosio messa per Danna, che è stato anticipato dalla racchetta del portiere Tagliapietra. Volpe, poi gira su di sé Agostini, l'allenatore Nestor Perea ha già un giocatore pronto a balaustra, c'è il time out per il CGC e probabilmente c'è già un cambio nelle file del Breganze. Entra in pista Niccolò Puccinelli, l'ex di turno, che è stato salutato con un applauso dai tifosi viareggini quando è stata letta la formazione dallo speaker Massimo Barozzi. I due arbitri parlano, Galoppi e Lossi. Il time out è finito. Vediamo ora che in porta del Viareggio abbiamo visto ora che c'è Poletti, quindi gli è stata data una possibilità al giovanissimo portiere del Viareggio, che se l'è sempre cavata molto bene quando chiamato in causa. Parte Danna, attenzione, Cinquini, Torner, Ambrosio, Cinquini ancora, Torner per bello il servizio per Ambrosio, il portiere è riuscito a neutralizzare, tanto Torner in possesso della pallina, porta a giro, poi la dà, attenzione, la perde Cinquini, ribatte bene Poletti, c'è poi in due battute riesce a neutralizzare anche nel tiro di Antonio Tagliapietra. Torner aveva messo una pallina per Danna, però i giocatori del CGC l'hanno persa, il Breganze viene in avanti, c'è Puccinelli, attenzione, va su e c'è Puccinelli che viene trattenuto fallosamente e c'è quindi il tiro diretto al 18:20 per il Breganze. Rigore. Quindi dovrebbe essere Giovanni Tagliapietra. C'è la pallina che viene neutralizzata da Poletti, molto bravo, era stato Giovanni Tagliapietra a tirare, però è stato bravo Poletti. Quindi occasione sprecata dal Breganze, c'era stato il fallo su Puccinelli che era stato trattenuto e l'arbitro Galoppi non ha avuto esitazione a indicare subito il tiro dal dischetto che però Giovanni Tagliapietra non ha sfruttato per il possibile pareggio del Breganze, che è sotto di un gol qua al Pala Barsacchi.
E ora c'è il time out chiesto proprio dai veneti. L'arbitro, quindi i due direttori di gara si mettono al centro della pista e l'allenatore Nestor Perea va per dare delle indicazioni ai suoi. Subito dopo aver sfiorato l'opportunità di pareggiare c'è stato questo time out. Bravo Filippo Poletti. Parla con Gomez che carica il suo compagno di squadra. Ora in pista è entrato anche Luca Lombardi. Liam Rosi. Fuori Ambrosio e Turner. Mirko De Gelone parla proprio con Ambrosio. Ormai sono giocatori affiatato con il suo allenatore che ha avuto a Forte dei Marmi, quindi l'esperienza del bomber di Areggino è senza dubbio importante. Turner, cercano di fargli spazio i compagni, da indietro a Rosi, la cui conclusione era stata ribattuta. Parte Danna, dietro la porta a Turner, però la pallina rimane al Viareggio. Siamo a 17 minuti e 34 secondi dalla conclusione del primo tempo. Rosi, il tiro poi all'indirizzo della porta del Breganze, c'è l'illusione ottica e poi c'è il raddoppio di Danna. Il raddoppio di Danna, Romeo Danna 2-0. Qua è venuto fuori un tiro che ha trovato impreparata la difesa del Breganze. Prima c'era stata la conclusione di Liam Rosi con l'illusione ottica perché aveva smosso la rete della porta difesa da Giuseppe Tagliapietra. Ora c'è anche Samuele Muglia che ha fatto il suo ingresso in pista per l'uscita del capitano bianconero. Lombardi, Rosi, Muglia proprio dietro la porta, che poi Muglia è un ex perché ha giocato a Breganze. Ora prova un'alza e schiaccia. Parte la squadra veneta con il numero 13 Antonio Tagliapietra. C'è un corpo a corpo con Lombardi che subisce fallo, quindi guadagna la punizione per il terzo fallo di squadra del Breganze. 2 sono per il Viareggio. Turner scarica per Lombardi, a cui gli serve la pallina Poletti. Niccolò Puccinelli esce dalla sua area, serve il capitano Agostini. Puccinelli a tu per tu di Poletti che ha avuto la meglio. Puccinelli intraprendente già in questa occasione, poi anche in quella in cui si era guadagnato il tiro diretto per i suoi, non sfruttato dal compagno Giovanni Tagliapietra. Lombardi, Samuele Muglia, Turner, Muglia tira però
respinge questa volta il portiere del Breganze. Muglia, un buon recupero su Agostini. Torner, Rosi con una finta di corpo aveva messo fuori causa un avversario. Breganze che manovra. Cucinelli perde la pallina, attenzione, Muglia si gira, questa volta tira sul portiere che neutralizza. Bel lavoro da parte di Antonio Tagliapietra, la risposta efficace di Filippo Poletti su questa conclusione davvero potente del giocatore del Breganze. Tutto questo a 14 minuti e 29 secondi dalla conclusione del primo tempo, che il Centro Giovani Calciatori sta conducendo per 2-0 sul Breganze. Gabriel Cairo, Antonio Tagliapietra, lotta con Rosi, sono ancora giocatori ospiti che manovrano. Aveva fintato un tiro Agostini, poi non lo ha effettuato, sbagliano l'appoggio, favorisce la puntata avanti del centro con Lombardi, però si allarga un pochino troppo, pur mantenendo ancora il possesso della pallina. Muglia, è entrato Elia Cinquini. Muglia, tutti i giocatori viareggini in questa fase della partita, con Lombardi, Cinquini, Rosi, Muglia e il portiere Filippo Poletti. Contropiede del centro, si allunga la pallina Cinquini. Breganze che avanza, è il momento anche questo da annotare, questa presenza di tutti i viareggini, alcuni di questi proprio cresciuti nel vivaio bianconero, come Muglia e Cinquini, Lombardi stesso. Rosi è arrivato giovane dall'SPV, sono ormai diverse stagioni che è qua. Filippo Poletti che è arrivato quest'anno a difendere la porta viareggina. Tanto esce il numero 13 Antonio Tagliapietra ed entra Giovanni Tagliapietra. Ed è proprio lui, Giovanni Tagliapietra, che scambia con Gabriel Cairo. Breganze che prova a cercare di impensierire il Centro Giovani Calciatori. Tommaso Volpe, Gabriel Cairo, tentato un gioco girando su se stesso ma ha perso la pallina e avanza Rosi. Cinquini, ancora Rosi, indietro a Lombardi che aggancia la pallina con una mano, avanza, vedete, da a Muglia, il portiere neutralizza, Muglia potrebbe provare da dietro la porta, preferisce dare a Rosi. Cinquini, ancora Muglia, prova Muglia, portiere con la racchetta di via. Siamo a 11 minuti e 20 secondi dalla conclusione di questo primo tempo. Cinquini, bel lavoro il suo. Rosi, meritata la convocazione da parte di Alessandro Bertolucci, CT della nazionale per la Coppa di Montreux che si svolgerà ad aprile per un primo raduno. Perde la pallina Lombardi,
permette al Breganze di venire in avanti, però non riescono ad essere pericolosi sotto porta. La difesa del Viareggio avanza. Muglia, 10 minuti a concludere il primo tempo, cinquini ancora. Muglia, Lombardi che parte dal dietro, tira, ribatte, corto il portiere del Breganze. Ancora Poletti attento con i piedi a neutralizzare. Cinquini, Muglia, Lombardi, attenzione pallina dietro. Rosi, Lombardi, vedete si gioca senza spezzettamenti della partita. C'è Muglia che prova in due volte a cercare di battere il portiere avversario senza riuscirci. Agostini, non ha trovato lo spazio per il tiro, ha dovuto allargare il passaggio laterale. Ancora lui, Agostini, che mantiene il possesso della palla, poi la perde, viene agganciato e c'è un blu proprio per Agostini che ha agganciato Lombardi a 9 minuti e 21 secondi dalla conclusione di questo primo tempo. Il Breganze giocherà con l'inferiorità numerica e quindi è un handicap non da poco per i ragazzi di Nestor Perea, che sono sotto di 2 gol qua a Viareggio contro il Centro Giovani Calciatori. Anche la partita è corretta perché siamo fermi a 3 falli di squadra per il Breganze, 2 per il Centro Giovani. De Gelone insieme con Perea danno delle direttive ai rispettivi giocatori. Vedete il tabellone inquadrato con questo primo piano che porta proprio a far vedere il punteggio, quanto manca alla fine del primo tempo e i falli di squadra. Gioco che è ripreso. Lombardi, Rosi, Muglia, ci proveria una traversa clamorosa con una bomba da parte del difensore viareggino. Quando siamo ormai in prossimità della conclusione del primo tempo, che Viareggio vedete che sta gestendo molto bene con questo vantaggio che ha acquisito. Recupera la pallina il Breganze e poi la perde, però c'è la Muglia per Cinquini che tira centralmente sul portiere. Anche questa era un'altra bella occasione per il Centro Giovani. Breganze che cambia ancora Rosi, Muglia, De Gelone mantiene proprio in pista tutto questo quintetto viareggino. E anche questa è una dimostrazione per la squadra e per la società bianconera. Rosi, Muglia, Rosi, vedete che duettano i due giocatori in maglia bianconera. C'è l'uomo in meno per il Breganze, il centro vuol cercare
di approfittarne di questo. E c'è il grande gol di Luca Lombardi, ma ci ha messo del suo sicuramente Giuseppe Tagliapietra, anche se la conclusione di Lombardi era forte, però l'abbiamo rivista, il portiere quindi siamo su 3-0 per il Centro Giovani Calciatori. Cinquini per ora si è ristabilita la parità numerica. Rosi, questa volta respinge bene il portiere avversario. Lombardi, vanno giù. Rosi è un giocatore del Breganze, Veneti che vengono avanti hanno cercato di farlo. Ora c'è un aggancio di Antonio Tagliapietra, è inevitabile, arriva un altro blu, ecco, è l'ingenuità proprio di questi ragazzi, perché nella foga e neanche nella cattiveria, perché l'abbiamo visto, tanto c'è il time out per il Breganze, e il lavoro dell'allenatore Nestor Perea deve essere proprio questo, di dare a questi ragazzi, ecco, la forza di poter gestire anche questi momenti di foga che poi costano caro, perché insomma in inferiorità numerica il Breganze ha subito il terzo gol, questo di Lombardi, e ora dovrà giocare altri 2 minuti con un uomo in più, il Centro Giovani Calciatori, e quindi è chiaro che i problemi ci sono per la squadra avversaria. Partita, vedete che è tranquilla, il Viareggio la gestisce senza premere più di tanto sull'acceleratore, tanto rientra Ambrosio, anche Torner è tornato in pista. Ambrosio ha toccato a Torner per questa ripresa del gioco a 6 minuti e 20 secondi dalla conclusione del primo tempo. Il tiro forte di Torner, la respinta di Giuseppe Tagliapietra. E vedete che ora c'è il gol di Muglia al volo, ancora in superiorità numerica, il Centro a 6 minuti e 7 secondi dalla fine del primo tempo. Qui è 4-0, però anche in questo caso in superiorità numerica. Avete visto nel replay il gol e l'abbraccio dei compagni per il bomber Samuele Muglia. La partita si è messa male, chiaramente ora c'è il portiere del Breganze, è andato a farsi sistemare il caschetto. Però il divario tra le due formazioni si vede e come, indipendentemente dall'uomo in più del centro. Vedete ora che va il bomber Ambrosio sulla corta respinta del portiere, sulla conclusione forte, e qui Ambrosio non si è fatto sicuramente pregare. Ha siglato il gol del 5-0. Torner, Ambrosio è andato qui troppo sicuro. È chiaro che ora la situazione è compromessa
per la squadra di Nestor Perea. Probabilmente De Gelone darà anche spazio agli altri giocatori, che sono anche Francesco Poletti, sicuramente avrà la possibilità di giocare. Intanto esce Muglia ed entra proprio lui, Francesco Poletti, che poi è fratello di Filippo. Chiaro che è ovvio che in questo tipo di partite, anche per far crescere e maturare i giocatori, sono quelle giuste per poterlo fare, e De Gelone si è dimostrato subito attento, sensibile, ne ha parlato bene di questo ragazzo che poi il Centro Giovani Calciatori ha voluto proprio. Ambrosio allarga proprio per Poletti, Cinquini sempre uno in meno, i giocatori del Breganze. Torner, Ambrosio a tu per tu di Giuseppe Tagliapietra. Sentite questo tamburo? Dall'inizio della partita è così, Annuisce il nostro regista, perché anche in cuffia, seppur attenuato il colpo, ma lo sentiamo noi, E come? 4 minuti e 25 a chiudere questo primo tempo. E poi il bello che questo tamburo ci sarà anche nell'intervallo, perché fanno proprio allenamento per il secondo tempo. Sono tutti bambini, questi che utilizzano il tamburo. Breganze che cerca di avanzare per creare dei pericoli al Centro Giovani Calciatori Agostini. Ora commette fallo, c'è un blu per Ambrosio, blu per Ambrosio da parte dell'arbitro Matteo Galoppi. Ma questo mi sembrava un normale fallo, sì, da punire con la punizione, fallo di squadra, 3 per parte, però ora è il Centro Giovani che gioca con un uomo in meno. Vediamo se ne approfitterà il Breganze nella circostanza. A 3 minuti e 40 secondi dalla conclusione del primo tempo. Poletti con la mano aperta ha parato. Ora parte Torner, era stato il fratello di Filippo a venire in avanti con la pallina. Cinquini, Torner ha mandato la pallina in un punto in cui però non c'erano compagni e quindi rientra in panchina Puccinelli, che era ritornato in pista. Il tiro, ora c'è il Breganze, vedete che tiene lì il Centro Giovani, che però riesce a recuperare la pallina, poi con Torner la gira per Poletti, un po' troppo lunga. Torner chiede scusa al giovane compagno di squadra e il Breganze però, pur con l'uomo in più, per il momento non ha ancora approfittato della situazione, anche perché trova un Filippo Poletti molto attento nella circostanza. Ora c'è il gol, però è arrivato questo gol davvero molto bello, dovrebbe essere il numero 13 Antonio Tagliapietra, e così è, sì, è il numero 13 Antonio Tagliapietra a 2 minuti e 20 secondi al volo. Segna il gol del 5-1
in superiorità numerica. Torner, Cinquini, prestato, vedete, perde la pallina, c'è però la punizione assegnata al centro giovane da parte dell'arbitro Galoppi, che ha visto una irregolarità nei confronti di Cinquini. Torner, tanto il Breganze è salito a 5 falli di squadra, torna in pista Romeo Danna, si ristabilisce la parità numerica con i giocatori, 1 minuto e 30 secondi alla conclusione della prima parte della gara, 5-1 il parziale. Va Volpe fuori, ritorna in pista Giovanni Tagliapietra per i veneti. Torner, Danna, di prima per Cinquini. Torner, Cinquini, è stata vista una irregolarità di Cinquini sull'avversario, quinto fallo di squadra anche per i bianconeri, 5 anche per il Breganze. Il tiro da fuori di Agostini sulla ribattuta, però è ancora il Breganze che mantiene il possesso di sfera. Gabriel Cairo, di fronte a lui c'è Danna, non gli dà la possibilità di venire fuori di lì, allora è costretto a servire un compagno, l'autore del gol, che ora cerca un alzo e schiaccia, senza esito, va anche giù, tanto contropiede del Viareggio. Gioco interrotto a centropista da parte dell'arbitro Galoppi, 33 secondi alla fine del primo tempo, 5-1 per il centro giovani, è il punteggio fino a questo momento. Ancora una respinta con i piedi di Poletti, di forza, vedete Torner va via tra due avversari, poi mette giù il numero 27 Giovanni Tagliapietra che se l'è trovato davanti, e ora c'è un richiamo, c'è un cartellino giallo per un giocatore in panchina del Breganze da parte dell'arbitro Galoppi a 15 secondi dalla conclusione del primo tempo. Danna va giù sull'intervento di Agostini, settimo fallo di squadra per il Breganze. Ormai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, Viareggio il possesso della pallina, il tiro e c'è il gol, la pallina però è alta, la pallina è alta e quindi non viene convalidato il gol. Aveva mimato Galoppi proprio facendo vedere che la pallina era alta. Finisce dunque il primo tempo qui al Pala Barzanchi in questo anticipo d'orario tra il CGC e il Breganze, parziale 5-1 per i bianconeri,
linea alla regia e poi ci risentiamo per il secondo tempo, grazie.
Tutto pronto per il secondo tempo qua dal Pala Barsacchi tra il Centro Giovani Calciatori ed il Breganze, parziale del primo tempo 5-1 a favore dei bianconeri, con le reti di Romeo Danna, Torner, Lombardi, Muglia e Ambrosio, e gol per il Breganze di Antonio Tagliapietra. Tutto pronto per il via della seconda parte della gara, che è stata anticipata alle 19 per la concomitanza del Carneval d'Arsena, una delle feste tradizionali, la più grande dei rioni. E c'è il gol, vedete, da parte di Tornera ancora, per un errore della difesa delle Breganze, proprio su assist di Ambrosio, da posizione ravvicinata ha superato il portiere Giuseppe Tagliapietra. In porta del CGC è stato schierato Filippo Poletti dall'inizio della gara, da parte del tecnico Mirko De Gelone. Diversi tifosi presenti sulle tribune del Pala Barsacchi sono mascherati proprio perché dopo la partita sono pronti per la festa rionale. Ormai tutto il mese di febbraio qua a Viareggio è carnevale, tanto la conclusione di Antonio Tagliapietra è stata debole e neutralizzata da Poletti. Ambrosio fa tutto da solo, da poi la pallina voleva darla a Lombardi, ma è rimasta bloccata nella rete di recinzione. Breganze che viene in avanti con il capitano Agostini fermato, in pista tornato come già l'aveva fatto nel primo tempo, ma ora dall'inizio della ripresa Niccolò Cucinelli, ex di turno, che da qualche mese si è trasferito in Veneto per questa esperienza lontano da casa. Rosi si trova bene, divide l'appartamento con Gabriel Cairo. Ambrosio, Torner, 6-1 il punteggio per i bianconeri di Mirko De Gelone. Lombardi, Rosi, il tiro di Lombardi ribattuto, Breganze che viene in avanti, Poletti che si distende, davvero bravo, si dispera il giocatore del Breganze che aveva fatto una bella cosa, ma altrettanto bella l'ha fatta Filippo Poletti, portiere del CGC. Lombardi imbeccato da Torner, prova la conclusione che viene ribattuta, però la pallina rimane al Centro Giovani che amministra questa partita con molta calma, indipendentemente dal punteggio, però il divario tecnico c'è. Vedete anche in questo caso Ambrosio al volo, al termine di una triangolazione, aveva tirato proprio sul portiere, che in questo caso gli ha negato la soddisfazione di un gol che sarebbe stato davvero molto bello per l'esecuzione e anche per l'impostazione, proprio 1-2, tu e il portiere che ha parato. Va giù Rosi, messo a terra dall'ex compagno Niccolò Puccinelli, ottavo fallo per il Breganze, 5 per il Centro Giovani.
che dal 9 di marzo come società organizzerà la Viareggio Cup, che prenderà il via con la gara inaugurale Genova Mavelon, squadra nigeriana, allo stadio dei Pini di Viareggio. Presentati i sorteggi proprio ieri in Palazzo Comunale, sia del torneo maschile che quello femminile, giunta alla 76esima edizione. Breganze in avanti, però troppo solo, va anche giù Agostini, per l'arbitro Galoppi, tutto regolare in questo caso. Intanto sono trascorsi 5 minuti dal via del secondo tempo. Lombardi, Ambrosio, Rosi, riesce in qualche modo, Giuseppe Tagliapietra, il portiere avversario, poi non riescono a finalizzare il contropiede dei giocatori del Breganze. Rosi si allarga un po' troppo, aveva visto uno spazio per poter tirare, interviene l'arbitro Galoppi a interrompere il gioco per una irregolarità su Antonio Tagliapietra. Pronti 2 cambi per il centro, capitano Danna, meglio Cinquini e Muglia dovrebbero entrare. Ambrosio prende una pallina, va giù e c'è rigore. Protestano dalla panchina del Breganze, c'è una ammonizione per un dirigente veneto, rosso addirittura. Rosso, il dirigente del Breganze è stato espulso dall'arbitro Matteo Galoppi a 19 minuti e 49 secondi dalla conclusione della partita. Viene invitato ad uscire dalla panchina, gli dice di poter attraversare la pista per far prima, di aprire il cancelletto e di uscire. Tutto questo a 19 minuti e 49 secondi dalla conclusione della partita. L'allenatore Nestor Perea, che lui è rimasto sorpreso da questa decisione, cioè il rigore per il Breganze. Il dirigente del Breganze, che è stato allontanato, non vuole che stia neppure, Galoppi non vuole neppure che stia lì all'ingresso del sottopassaggio, lo vuole proprio far andare fuori. È proprio fiscale in questo senso della parola. Rigore di D'Ambrosio, Ambrosio pronto al tiro ed è il gol. Siamo 7-1. Ora è chiaro che i compagni di squadra vanno a incoraggiare e a sostenere il portiere Giuseppe Tagliapietra. Noi gli siamo nel cuore a questo ragazzo che sta subendo questi gol contro avversari sicuramente più forti di lui. Intanto c'è Galoppi che era andato a parlare con la panchina del Breganze, dicendo all'addetto che era lì sulla panchina, che è stato espulso, di andare proprio fuori, che lui non lo vuol vedere neanche nel sottopassaggio del Palabarzacchi. Ecco, mi sembra un po' troppo fiscale a questo punto, anche perché era stata proprio una protesta e basta, insomma, che può anche capitare quando sei nello stress della partita, quando sei sotto, quando sei ultimo in classifica e vedi che ogni settimana che passa
le cose si complicano sempre più, però purtroppo ci sono dei regolamenti che in qualche modo devono essere fatti rispettare e Galoppi, pur con la sua fiscalità, si è attenuto a questo. Gioco fermo, 18 minuti e 58 secondi alla conclusione della partita. Cinquini, Muglia, Torner, Lombardi perde però l'attimo ed è il Breganze che era venuto avanti con Capitano Agostini. Cucinelli viene controllato da Muglia, il tiro che va fuori del giocatore veneto, c'è una conclusione al volo di Agostini deviata leggermente da Poletti, quel poco che è bastato. Muglia, Torner, Cinquini, Muglia, finta la conclusione da lontano Lombardi, poi la effettua con la pallina che va leggermente fuori. Cinquini si ferma, poi dà a Muglia che con delle finte voleva neutralizzare l'avversario. In qualche modo il Breganze si salva nell'attacco viareggino. C'è il time out del Breganze a 16 minuti e 55 secondi dalla conclusione della partita, che il Centro Giovani Calciatori conduce per 7-1, parziale di 5-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa 2 reti di Torner e di Ambrosio. Tanto sentite come cantano, come saltano i tifosi del Viareggio che si stanno scaldando e preparando per andare alla festa rionale ora con questo parziale di 7-1 della loro squadra. Possono incominciare già a far festa. Gioco che riprende con un ingaggio. C'è dell'umido a terra, viene richiamata l'attenzione del direttore di gara ed entra ancora una volta Matteo Gargiulo, collaboratore del CGC, per pulire il parquet. Tanto è tornato in pista Francesco Poletti, fratello di Filippo il portiere. Lui insieme a Muglia ripartiranno con questa azione. Muglia, Cinquini e ancora Muglia. Portiere
Tagliapietra aveva allontanato la pallina. Iniziativa proprio di Francesco Poletti. Di prima intenzione Rosi ha scambiato con Cinquini, ora Agostini subito in avanti per i suoi. 100 Giovani che controlla bene la situazione, vedete che non c'è una pallina che non ce l'ha fatta a deviarla verso la porta Viareggina. Giocatore veneto, da Poletti a Muglia, che non riesce a servire Cinquini. L'autore del gol Antonio Tagliapietra del Breganze, quello del 5-1, ha dato eccolo, va giù Lombardi, Tommaso Volpe l'aveva messo giù, c'era un blu, è il terzo blu per il Breganze, uno l'ha preso anche Ambrosio per il CGC. È Tommaso Volpe e quindi ancora una volta il Breganze con un uomo in meno a 15 minuti e 16 secondi dalla conclusione. Ecco, sono falli, come vedete, sono di gioco, non sono certo cattivi. Falli di squadra del Breganze sono 8, quelli del 100 Giovani 6, una partita corretta sostanzialmente, perché l'avete vista da soli, ecco, con le immagini che vi stiamo mandando in diretta qua dal Pala Barzanchi. Però è chiaro che giocare 3 contro 4 per il 100 Giovani Calciatori con il Breganze, che è inferiore dal punto di vista tecnico, diventa davvero un'impresa ardua per i ragazzi di Nestor Pereira quando mancano 14 minuti e 13 secondi dalla conclusione di questa partita. Sentite il pubblico come incita la propria squadra. C'è Muglia al tiro al volo, la parata del portiere Tagliapietra, ora vedete che è un bersaglio proprio all'indirizzo del portierino del Breganze, con l'uomo in più. È ovvio che c'è questa conclusione di Elia Cinquini da fuori, molto forte, potente e precisa, per l'8-1 al 14-04. Cinquini ce l'ha nei suoi numeri queste conclusioni da fuori, ed è un bel viatico per la convocazione nel raduno per la Coppa di Montreux con la nazionale azzurra guidata da Alessandro Bertolucci, altro viareggino nato e cresciuto hockeyisticamente nel 100 Giovani Calciatori, tecnico anche del Bassano, ex Trissino, ex Forte dei Marmi anche. Muglia, Cinquini, Viareggio che ancora con questo uomo in più sfrutta la situazione. 13 minuti alla fine della partita, ormai diciamo che è messa bene per i bianconeri di Mirko De Gerone, che volevano questi 3 punti. Altro time out per il Breganze a 12 minuti e 46 secondi
dalla conclusione della gara. Si scalda Torner per mantenersi partita tranquilla. 100 giovani calciatori, vedete che la controlla senza subire più di tanto. Ha preso questo gol 5-1 con Antonio Tagliapietra, con l'inferiorità numerica, come il 100 giovani calciatori ne ha realizzati un paio di reti con l'uomo in più. Tanto la pallina la va a raccogliere l'arbitro Luca Lozzi di Forte dei Marmi, che era nell'angolino. Della difesa del Breganze. Agostini, la sua conclusione con poca potenza è stata neutralizzata dai bianconeri. Giovanni Tagliapietra, ancora Agostini, va giù Francesco Poletti. C'è il nono fallo di squadra per il Breganze. Rosi, pallina in profondità di Danna, però non c'era nessuno dei compagni a prenderla. Muglia da Rosi, che riprende la pallina. Danna, ancora soli Viareggini in pista anche in questa fase del secondo tempo, con Muglia, Francesco Poletti, il fratello Filippo in porta, Capitan Danna e Rosi. Agostini a tu per tu di Poletti, che ha avuto la meglio. Breganze che esce dalla sua area con Cairo, scambiato con compagno. Puccinelli ha dato a Cairo. Ora fallo di Muglia, settimo fallo per il CGC, 9 come detto per il Breganze, come vedete anche dalla sovraimpressione della nostra regia. Poletti si oppone ancora al tiro di Tagliapietra, perde la pallina Poletti e il Breganze avanza. Troppo lungo servizio di Rosa Muglia, che però arriva lo stesso sulla pallina, la dà a Poletti e c'è il gol anche, c'è anche il gol del giovane Francesco Poletti. È stato bravissimo, pronto a ricevere da Muglia, e c'è questo gol molto bello, quello del 9-1 da parte di Poletti al 9:04. Quindi
9-1 il punteggio per il Centro Giovani Calciatori. Ma questo gol di Filippo Poletti è stato di Francesco, scusate, Poletti, è stato davvero molto bello al volo su assist di Muglia. Ora arriva ancora Poletti, difende la pallina. Romeo Danna, Poletti, ora ha preso coraggio il giocatore del CGC che ha sfiorato il raddoppio, ora viene sbilanciato, stava per cadere, è riuscito a rimanere in piedi. La Muglia Rosi, e certo giocare chiaramente con questi campioni anche per i ragazzi più giovani è una opportunità di crescita e l'allenatore Mirko De Gelone vuol dare proprio la possibilità di giocare, di entrare anche nelle partite ufficiali, non solo negli allenamenti, e quindi si sta comportando bene anche in questi minuti in cui è stato utilizzato Francesco Poletti, che viene tenuto in pista da mister De Gelone. Muglia, Rosi, Poletti, Danna, il tiro alto. 8 minuti alla fine di questa partita qui al Palabarzacchi, anticipo di orario del campionato di Serie 1 di hockey su pista per la concomitanza del Carneval d'Arsena, una delle feste rionali più importanti dopo ovviamente i corsi mascherati sul viale a mare di Viareggio. Tanto il portiere Giuseppe Tagliapietra è andato a pulirsi la visiera, aiutato dal compagno di ruolo Marco Todeschini. Danna mette debole in mezzo, Poletti per Muglia che gli aveva ritornato la pallina, ma lui era rimasto fermo, quindi non c'era stata la possibilità per il giovane bianconero di poter tirare. Rosi però recupera pallina indietro, avanza Danna, il capitano, che ha sbloccato questa partita dopo 3 minuti dal via, mettendola chiaramente subito in discesa per la squadra di Mirko De Gelone. Poco convinto nel tiro Tagliapietra, con la pallina che è andata molto lontana dalla porta, difesa da Filippo Poletti. Antonio Tagliapietra insieme poi con Gabriel Cairo cercavano di portare un pericolo, ma sono stati fermati. Rosi avanza, chiede palline, la riceve Muglia, si incrocia Francesco Poletti, Muglia fa tutto da solo, tanto Danna va dietro la porta avversaria, poi scarica su Lombardi, questi potrebbe tirare, però perde la pallina ad opera del capitano Agostini, però si oppone bene Filippo Poletti e nega il secondo gol al Breganze. L'unico fino a questo momento realizzato è quello di Antonio Tagliapietra nel parziale finale del primo tempo di 5-1.
ancora Poletti in evidenza, allontana la pallina per Danna, per Muglia che la prende, Danna che era andato in sovrapposizione però viene chiamato in causa Rosi. Ora è Lombardi, con una finta mette fuori causa l'avversario. Intanto siamo a 5 minuti e 30 secondi alla conclusione della partita. 9-1 il risultato per il CGC. Time out chiesto da Mirko De Gerone. Ultime fasi della gara. Sabato prossimo il Centro Giovani Calciatori sarà ospite del Sarzana per una gara sempre molto delicata, specialmente per la pista che non è il massimo per chi non è abituato a giocarci con frequenza, anche se chiaramente ormai nel corso degli anni ogni campionato ci vanno a giocare gli avversari dei liguri, però è sempre una di quelle partite che vanno affrontate tenendo conto anche di questa difficoltà, come quella di Grosseto, come pure anche al Capannino di Follonica. Insomma, ci sono degli impianti in cui chi non è abituato a giocarci sempre, quando ci va trova qualche difficoltà. Danna ha perso la pallina, ha consentito ad Agostini, il capitano del Breganze, di tirare, ora poi non ne approfitta Tagliapietra, ha perso l'attimo della conclusione verso la porta avversaria, però sono sempre giocatori veneti. Ora tenta un'alza e schiaccia Giovanni Tagliapietra con scarso esito però. Muglia viene fermato, avanza, gliela dà male Agostini a Tagliapietra, quindi consente il recupero dei bianconeri. Muglia indietro a Danna che mette fuori causa un avversario, esce bene questa volta Giuseppe Tagliapietra, il portiere, gli chiude lo specchio della porta. Agostini avanza, perde pallina, non arriva all'appuntamento nella deviazione volante Rosi su servizio del capitano Romeo Danna. Siamo a 3 minuti e 56 secondi dalla conclusione della partita. 9-1 il punteggio. Breganza è fermo a 9 falli di squadra già ormai da alcuni minuti e riesce a gestirli senza commettere il decimo. Ora però ha perso la pallina Cairo, è avanzato al tiro Muglia, respinto dal portiere Rosi, tanto De Gerone dà direttive lo stesso ai suoi, nonostante il punteggio sia ormai sul 9-1, però vuole chiaramente approfittare della situazione di questa partita. Intanto esce Rosi, entra Ambrosio, proprio perché serve dal punto di vista anche istruttivo giocare concentrati fino all'ultimo momento per non sprecare magari certe opportunità che poi in partite più impegnative, dove sono in palio dei punti importanti, possono sicuramente fare la differenza. Poi è bene abituarsi a una concentrazione massima senza un rilassamento mentale e rimanere, indipendentemente da qualunque avversario si affronti. Ottavo fallo per il centro intanto, però c'è il tiro diretto
assegnata al Breganze e va sulla pallina il capitano Agostini a 2 minuti e 28. C'è il rigore, Agostini contro Poletti che neutralizza. Ed è il secondo, una pallina di Danna che va fuori di poco, ed è il secondo rigore che il portierino viareggino, non ancora 18enne, ha neutralizzato stasera, tanto per dimostrare proprio il suo valore, ed è stato importante per Mirko De Gironi vederlo ancora una volta all'opera. Aveva già sostituito, tanto c'è gol di Muglia, decimo fallo, decimo gol di Samuele Muglia, arriva il gol di Muglia, siamo a 1 minuto e 52. Lombardi che lotta, messo nell'angolino, la ripresa del gioco è a 2. (10-1) e siamo a 1 minuto e 36 secondi dalla conclusione della partita. Tira alto Gabriel Cairo. Danna, portiere, si è fatto trovare attento questa volta. Lombardi non è riuscito a dare ad Ambrosio, tanto siamo ormai allo scoccare degli ultimi secondi sul cronometro. Ambrosio e Danna, il portiere dice di no al bomber viareggino. Vedete che siamo a 36 secondi, 33 ora, Breganze che attacca, Bajou, giocatore veneto. C'è il nono fallo anche per il centro giovane, 9 sono per il Breganze, ma siamo a 28 secondi come vedete dalla sovraimpressione, dalla conclusione di questa partita. Muglia avanza, tira sicuro sul portiere Giuseppe Tagliapietra che lo voleva superare, ma l'estremo difensore del Breganze ha detto di no al bomber viareggino. 21 secondi, 19 ora, vedete il cronometro scorre veloce, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, si è fermato a 4 secondi il cronometro. Ancora Poletti bravo, finisce la partita. Centro Giovane ha vinto 10-1 con il Breganze, una partita sicuramente importante ai fini della classifica dei bianconeri. Il Breganze ci ha provato, però il divario chiaramente troppo netto tra le due formazioni e non c'è stato proprio nulla da fare. Si chiude qui quindi questo anticipo di orario per consentire a tutti gli sportivi viareggini di andare al Palabarzacchi. Le squadre salutano al centro della pista, saluti anche reciprocamente l'abbraccio anche con Puccinelli, ex compagno di squadra con i bianconeri.
Anche gli arbitri vengono salutati: Matteo Galoppi di Follonica, Luca Lossi di Forte dei Marmi, arbitro ausiliario era Sandro Raffaelli di Viareggio. Ora i giocatori bianconeri vanno a salutare come di consueto i propri tifosi, che li hanno incitati anche stasera a gran voce per tutta la durata della partita, e quindi una vittoria importante questa, con i gol che sono stati realizzati un po' da tutti i giocatori, anche dal giovane Francesco Poletti, fratello di Filippo, portiere, che è stato schierato in porta stasera per tutta la partita. Ora i giocatori salutano i loro tifosi e noi attendiamo, prima di chiudere e dare la linea alla regia qua dal Pala Barsacchi, che i giocatori escano, vadano negli spogliatoi per poi chiudere il collegamento in diretta qua dalla Pala Barsacchi, ringraziandovi ovviamente per la cortese attenzione come sempre. Da Lore Lepore è tutto. Ricordo, il Centro Giovani Calciatori sabato sarà impegnato sulla pista di Sarzana. Grazie per la cortese attenzione e buonasera.